Identificati e denunciati dai carabinieri responsabili del violento pestaggio a Jesolo ai danni di un 38enne tuttora ricoverato in gravi condizioni, il comune potrebbe costituirsi parte civile nel processo. Sale il tasso di potenzialità di contagio e in Veneto torna la paura coronavirus. È furioso il presidente Zaia che denuncia comportamenti irresponsabili e chiede al governo inasprimento delle pene. Un ritorno del contagio può avere conseguenze per il turismo. Il presidente degli albergatori del Veneto invoca più controlli delle forze dell'ordine. L'assessore regionale al lavoro ha convocato un tavolo di confronto in merito alle difficoltà del centro commerciale ex Tomasini dopo i mesi di sospensione delle attività commerciali imposti dal lockdown. Arrestato dagli agenti della polizia locale un cittadino di nazionalità marocchina sorpreso all'interno di una baracca nella zona industriale di Marghera mentre confezionava dosi di eroina destinate allo spaccio. Il commissario leghista attacca il governo di cui fa parte il sottosegretario Baretta, nega i fondi a Venezia, lui replica, è una polemica infondata. Il direttore del festival Alberto Barbera ha nominato nuovo membro dell'Academy, la prestigiosa istituzione americana che assegnerà gli Oscar 2021. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli di oggi, la cronaca in primo piano, identificati a distanza di poche ore dal fatto i responsabili del violento pestaggio avvenuto a Jesolo ai danni di un 38enne tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Pasquale? Sì, è cretino. Dov'è Pasquale? Non ci hanno messo molto tempo i carabinieri di Jesolo e del nucleo operativo di San Donato a rintracciare i responsabili del violento pestaggio avvenuto l'altra notte in piazza Milano, a danno di un 38enne tunisino colpito violentemente, come si vede in questo video girato da qualche presente, a calci e pugni. Grazie all'aiuto delle immagini, delle telecamere di videosorveglianza, alle testimonianze e al video girato con il cellulare, i militari hanno dunque raggiunto e denunciato 3 trentenni del posto, incensurati, ora accusati di lesioni personali gravissime in concorso. La vittima, con precedenti a suo carico, a torso nudo e in stato di ebbrezza, aveva infastidito alcuni giovani clienti che si trovavano all'esterno di un locale, lanciando anche un oggetto verso di loro, probabilmente una bottiglia di vetro, che però non si è rotta e non ha colpito nessuno. A quel punto i giovani hanno reagito, inseguendolo e aggredendolo in quel modo brutale, provocandogli un grave trauma cranico-facciale per il quale ora si trova in prognosi riservata all'ospedale di Mestre. Madonna, se ne è dato, Anche gli aggressori hanno avuto conseguenze. Uno con un trauma contusivo al ginocchio destro e alla mano sinistra, un altro con escoriazioni al viso e il terzo con una frattura al dito della mano destra. L'accusa contestata potrebbe variare in base alle condizioni cliniche del 38enne. Gli investigatori però sono al lavoro per identificare altre persone, tutti coloro che hanno preso parte al pestaggio. Dopo la rissa nei pressi di piazza Milano, il comune di Jesolo vuole costituirsi parte civile per i danni di immagine. Valuteremo, appena conosceremo i fatti, con più precisione, di costituirsi parte civile per i danni all'immagine della nostra località contro questi ragazzi. È indignato e arrabbiato il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, nonostante siano stati identificati e denunciati 3 dei responsabili della violenta aggressione avvenuta l'altra notte dalle parti di piazza Milano. Il danno di immagine potrebbe portare a serie ripercussioni alla città di Jesolo. Proprio adesso che la situazione stava migliorando sensibilmente dopo mesi di lockdown causa Covid. Diciamo questi 2 episodi successi, uno circa 15 giorni fa e uno 2 giorni fa, sicuramente non fanno bene all'immagine della città. Già dopo la rissa in piazza Mazzini i controlli sono aumentati. Polizia e carabinieri presidiano a turno le zone più sensibili della località balneare più affollata d'Europa. Misure di sicurezza adottate in collaborazione con la prefettura. Si può fare meglio per Zoggia. La polizia municipale ha attualmente in organico 46 agenti, un numero insufficiente per numero di abitanti e di turisti. Per il primo cittadino la polizia locale dovrebbe essere incrementata di almeno il doppio di unità.
A Jesolo inoltre sono in arrivo altre telecamere di videosorveglianza indispensabili in questi e molti altri casi. Dopo l'ordinanza anti-alcol con chiusure anticipate e steward a controllare per la sicurezza nei locali, la situazione è in gran parte sotto controllo. Difficile da gestire sono invece le compagnie di ragazzi che si portano gli alcolici da casa. I controlli dovranno colpire duro. Noi continueremo a controllare. La scorsa settimana abbiamo fatto sabato una decina di sanzioni per detenzione di alcol. Questo fine settimana aumenteremo ancora di più i controlli e quindi saremo presenti e anche molto attenti. È un danno di immagine e va fatta una riflessione seria anche per Valerio Faloppa, presidente di Ascom Jesolo. Adesso i riflettori sono su di noi, ma episodi di violenza che vedono protagonisti giovani accadono anche a Mestre, Venezia e in tutta Italia. Purtroppo ogni anno di più. È inaccettabile però punire i locali. La cosa che ci vede totalmente contrari è la responsabilità oggettiva, cioè quella di dire fanno a botte, si picchiano, la colpa è dei locali perché danno da bere. Questo è un modo di dire che non accettiamo assolutamente. Ed ora il bollettino dei contagi, il bollettino delle 17, sono 2 i casi in più rispetto a questa mattina, 387 i casi attualmente positivi nella nostra regione, mentre sono 737 le persone che si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i ricoveri sono 169 in totale, di cui uno solo è positivo. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, i ricoveri in terapia intensiva sono 9 e fortunatamente nessuna persona è morta rispetto a questa mattina. E sale il tasso di potenzialità di contagi ed in Veneto torna la paura coronavirus. Furioso il presidente Zaia che denuncia comportamenti irresponsabili e chiede al governo un inasprimento delle pene e la possibilità del ricovero coatto. Da rischio basso a rischio elevato. Ma io avrei scritto elevatissimo, perché se continuiamo ad andare in giro senza l'uso della mascherina negli assembramenti, continuiamo a pensare che i complottisti abbiano ragione e il virus sia un'invenzione delle big pharma, dei marziani o delle astronavi, è inevitabile che poi vengano fuori ste robe. In Veneto il cosiddetto indice R-Conti, che descrive il tasso di potenziale contagiosità del coronavirus, è passato da 0,43 a 1,63. Significa da rischio basso a rischio elevato. Zaia ha annunciato per la prossima settimana una nuova ordinanza restrittiva per inasprire le regole sulla prevenzione del contagio del Covid. Il presidente del Veneto ha ricostruito la vicenda legata al ritorno di un imprenditore dalla Serbia che ha determinato 5 nuovi positivi, 3 a Vicenza, 1 a Padova e 1 a Verona e 89 isolamenti, 52 a Vicenza e 37 a Verona. Il 25 giugno l'uomo accusa febbre alta, malessere generale e inappetenza. Il 26 e il 27 ha avuto diversi contatti in ambito lavorativo e extralavorativo, festa privata, partecipazione a un funerale, frequentazione in paese, eccetera. Il 28 al tampone positivo, viene ricoverato il 1° di luglio, dopo insistenza da parte dei nostri SISP, del sindaco, eccetera, e ora è in rianimazione. Ci ha dato una lista di contatti avuti tra il 23 e il 28 sera e la sera del 30. Vuol dire che anche col tampone positivo ci ha dato contatti avuti anche post tampone. Un secondo caso di positività è emerso il 30 giugno per uno degli altri occupanti dell'auto andata in Serbia, il terzo e il quarto il 1° luglio, e il secondo caso per un occupante dell'auto non dichiarato. Un'ulteriore paziente si è poi presentata al pronto soccorso il 29 giugno dichiarando di aver avuto contatti con il paziente 0. Qui siamo davanti a persone che sapevano di qualcuno dall'altra parte di un altro paese che era diventato positivo, di un altro che è sintomatico, poi gli trovano anche la positività e si rifiuta di farsi ricoverare finché lo vanno a prendere a casa dopo 3 giorni, 2 giorni, quello che è, dal 28 si arriva al 1° di coso. Nel frattempo vanno a feste, funerali e altre robe. Poi c'è una signora che dice di aver avuto il Covid dal caso 0, ma dice che non dice chi sono gli altri contatti che ha. Cioè voi capite che così non ne veniamo fuori.
Ma non c'è solo questo. Negli ultimi giorni, ha concluso il governatore, ci sono stati assembramenti e comportamenti sconsiderati di troppe persone. Noi intanto lunedì presentiamo un'ordinanza, vi anticipo già, per inasprire tutto quello che sono le regole, però abbiamo le armi spuntate, no? Perché non riusciamo, cioè se fosse per me prevederei la carcerazione, potete scriverlo senza problemi, cioè non esiste che un positivo vada in giro, cioè a prescindere, avete capito? Quali conseguenze può avere un ritorno del contagio per il turismo già colpito dal coronavirus? Il presidente degli albergatori del Veneto invoca più controlli da parte delle forze dell'ordine. Un po' più di attenzione, un po' più di controlli anche, perché io noto una cosa, per esempio, l'assembramento in piazza, basta che passi una macchina dei vigili, siccome tutti sappiamo, abbiamo la coda di paglia su questa cosa, sul fatto di non dover stare raggruppati eccetera, gruppo di giovani tutti attaccati uno sull'altro, passa la macchina dei vigili, improvvisamente si separano. Allora un po' più di controlli, uno sforzo anche richiesto alle forze dell'ordine per fare un po' più strada e un po' meno ufficio in questo periodo può servire a prevenire moltissimo. In questo momento stanno riaprendo nelle località prettamente turistiche, quindi mare e montagna, stanno riaprendo tutti gli alberghi. Purtroppo le città d'arte hanno una situazione molto diversa, ma stanno riaprendo tutti, stanno riassumendo il personale, si stanno assumendo grossi rischi. Chi apre quest'anno, l'ho già detto 50 volte, non solo non guadagnerà, non farà neanche pari, rimetterà soldi. Non mettiamoli nelle condizioni di fallire però. Quindi un po' di senso civico da parte di tutti, un po' di comportamenti, ripeto, qualche controllo, qualche giro, farsi vedere, una divisa, basta che si faccia vedere. Io le assicuro che se un vigile arriva in spiaggia o un carabiniere arriva in spiaggia, la gente si sposta di 1 metro. Quello che mi fa impazzire. Siamo stati, io l'ho apprezzata sta cosa in un modo incredibile, perché avrei scommesso che i veneti con quello spirito che hanno, libero eccetera, avrebbero mal accettato e mal condiviso il fatto di dover restare sigillati in casa. L'hanno fatto. È stato fatto lo sforzo più grande e adesso che siamo chiamati a stupidissimi adempimenti che non pesano minimamente, un minimo di attenzione, adesso improvvisamente collassiamo e rischiamo di mettere a rischio tutti i sacrifici che abbiamo fatto nei mesi precedenti. Una follia. L'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan ha convocato oggi un tavolo di confronto in merito alle difficoltà del centro commerciale di abbigliamento e arredo ex Tommasini a Santa Maria di Sala dopo i mesi di sospensione delle attività commerciali imposte dal lockdown. L'incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Tom Village, la società che gestisce il complesso commerciale, delle rappresentanze sindacali di circa 170 dipendenti e del sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni. Tom Village SPA ha comunicato alle parti che nei giorni scorsi ha presentato istanza concordataria al fine di garantire continuità alle attività aziendali. La Regione, tramite l'unità di crisi aziendali, ha invitato le parti a mantenere aperto e costante il confronto finalizzato al superamento dell'attuale situazione di criticità e assicurato che il tavolo regionale resterà aperto, pronto ad essere riconvocato su richiesta delle parti o in considerazione dell'evoluzione della vertenza. E siamo alla cronaca. La polizia locale di Venezia ha arrestato un cittadino di nazionalità marocchina sorpreso all'interno di una baracca nella zona industriale di Marghera mentre confezionava dosi di eroina destinata allo spaccio. L'irruzione dell'unità cinofila in una baracca in via Banchina dell'Azoto, in zona industriale a Marghera, è scattata dopo una lunga attività di pedinamento condotta da agenti in borghese della polizia locale. Il 32enne di nazionalità marocchina finito in manette era stato visto entrare e uscire più volte da un capanno improvvisato in una zona molto appartata. A seguito dell'irruzione all'interno della baracca, gli agenti hanno recuperato un bilancino elettronico, materiale da confezionamento, un accendino per le termosaldature delle dosi, un lungo coltello a serramanico, un revolver replica privo di tappo rosso e una quantità di eroina in sasso del peso di 23 grammi, circa 60 dosi al dettaglio. È stata inoltre sequestrata una somma di denaro in banconote di piccolo taglio per un totale di 550 euro. Il cittadino marocchino era già stato arrestato per droga dalla polizia locale nel 2018, sempre a Marghera. Ed ora ci fermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria.
Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Il governo, di cui fa parte il sottosegretario Baretta, nega i fondi a Venezia. Mi chiedo con che coraggio si candidi a sindaco in un comune a cui non vuole garantire risorse. Attacco del commissario leghista di Venezia Andrea Tomaello. Scusate, per fatto personale di stampa, sul 201.012 Bazzaro il sottosegretario Baretta mi attribuiva la dichiarazione di inammissibilità. Dato che lo stiamo votando adesso, è evidente che non è inammissibile e quindi viene votato come gli altri emendamenti. Non sono io che l'ho dichiarato inammissibile. Il presidente della Commissione Bilancio alla Camera, Claudio Borghi, ha smentito il sottosegretario Baretta in merito alla bocciatura dell'emendamento del deputato veneziano leghista Bazzaro sul finanziamento della legge speciale, provocando anche la reazione immediata del commissario provinciale leghista Andrea Tomaello. Una figuraccia quella del sottosegretario all'economia Baretta, che ha detto che il presidente della commissione bilancio, il leghista, l'onorevole Borghi, aveva dichiarato inammissibile l'emendamento sul rifinanziamento della legge speciale di Venezia. In verità al momento della votazione il presidente della commissione bilancio stesso ha detto che quell'emendamento aveva parere contrario del governo, ma non era inammissibile, altrimenti non ci sarebbe stata neanche la votazione. La votazione poi ha visto i deputati del Partito Democratico, del suo partito, votare contro questo emendamento. Mi sembra che il sottosegretario sia poco informato di quello che succede in maggioranza a Roma, incalza Tomaello, aggiungendo: era un emendamento molto importante perché dava risposte concrete e immediate alla città di Venezia, una legge speciale fondamentale per Venezia che si potrebbe anche in un futuro ripensare, migliorare, cambiare, però in questo momento era importante rifinanziare quella legge per dare delle risposte chiare. Ci aspettavamo sostegno anche dei deputati del Partito Democratico e di altri deputati veneziani all'interno della commissione e in verità tutti hanno votato contro. Ecco, ci dispiace. E il sottosegretario Baretta o non si ricorda come funzionano i regolamenti parlamentari o forse non è molto ascoltato dal suo governo. Io credo che debba portare a casa qualche risultato in più da sottosegretario per la città di Venezia, perché in questi anni è stato un po' latitante. Avete sentito dunque le dichiarazioni del commissario leghista Tomaello, cui è arrivata immediatamente la replica del sottosegretario Baretta. Stati portati 1.300 milioni negli ultimi 4 anni, devo dire una parte dei quali io stesso personalmente sono stato artefice del risultato. Ieri il sindaco ha inaugurato una cosa bellissima, cioè la pista ciclabile e il ponte attorno a Forte Marghera con soldi dello Stato. Sempre ieri sono stati annunciati una nuova flotta di vaporetti con i soldi del governo, quindi diciamo francamente le polemiche bisogna anche saperle fare, siano fondate su cose vere, perché altrimenti poi ci si attacca a soluzioni che non sono praticate, che non sono veritiere. Quindi la risposta è molto semplice, è fatta dei numeri. Poi per quanto riguarda il decreto rilancio, come forse Tomaello no, ma Bazzaro sa bene, c'è una differenza tra il decreto rilancio e la legge di bilancio, quella nella quale si fanno stanziamenti adeguati. Tutte quante le risorse sulla legge speciale in questi anni sono sempre state fatte nella legge di bilancio e quindi avremo appuntamento in autunno per fare un ulteriore passo in avanti. Io personalmente penso che bisognerà garantire un finanziamento stabile alla legge speciale, non a spot. Se noi governeremo la città, faremo questa pressione molto forte e penso che le condizioni ci sono per farlo. Il direttore del festival, Alberto Barbera, ha nominato nuovo membro dell'Academy, la prestigiosa istituzione americana che assegnerà gli Oscar 2021. In una nostra intervista esclusiva che sarà trasmessa integralmente nell'edizione straordinaria serale, Barbera ci dà alcune anticipazioni sulla 77esima edizione della Kermesse cinematografica che si svolgerà dal 2 settembre al Lido. Una mostra di Venezia sempre più trampolino di lancio verso l'Oscar. Lo sarà ancora di più d'ora in avanti, visto che il direttore Alberto Barbera è stato nominato nuovo membro dell'Academy, la prestigiosissima istituzione americana che assegnerà gli Oscar 2021. È stata una cosa assolutamente inaspettata, l'ho scoperta sui social
venerdì sera verso mezzanotte, non credo che fosse uno scherzo, devo dire. E invece è una cosa che fa molto piacere, ovviamente, perché è anche una forma di riconoscimento del lavoro fatto in tutti questi anni. La preparazione del festival, come Barbera ci racconta nella nostra intervista esclusiva, procede a ritmi serrati. Sta andando benissimo, abbiamo ricevuto moltissimi film, un grande sostegno da parte delle produzioni, degli autori di tutto il mondo. Siamo a 2/3 del lavoro, dobbiamo ancora completare la selezione e prendere le ultime scelte, che sono sempre quelle un po' più difficili, perché poi rimangono pochi posti a disposizione e una lunga lista di film che magari vorremmo invitare, però non tutti ce la faranno. Confermato anche il red carpet. Sì, certo, ci sarà, magari vedremo quali sono le condizioni all'inizio di settembre, ma se dovremo fare un po' di distanziamento sociale per i fotografi e per la gente che passeggia sul tappeto rosso lo faremo, ma non c'è motivo di cancellare un appuntamento così atteso come quello con la sfilata dei divi. Barbera ci regala poi qualche indiscrezione sulla madrina del festival, che è già stata scelta, ma verrà annunciata tra pochi giorni. È un'attrice bravissima, intelligente, che ha esperienze anche di presentazione di grandi eventi, e quindi tutte le carte in regola per gestire bene anche una cerimonia difficile quale è quella dell'apertura del festival. Da Venezia è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Benvenuti al meteo. Il ciclone si sposta verso sud e lascia spazio al bel tempo, ma vediamo il dettaglio di sabato 4 luglio. Sul Veneto al mattino non si escludono residui ed occasionali piovaschi sulle pianure. A partire dal pomeriggio avremo invece un deciso miglioramento, con tanto sole vedete su tutti i settori e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime fino a 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 31 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli, Venezia e Giulia, anche qui le condizioni saranno via via più stabili con ampio soleggiamento un po' su tutte le province. Temperature minime tra i 19 e i 21 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, mattinata con qualche rovescio anche qui, più sole a partire dal pomeriggio con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.